Una trentina di sindaci protesta con Poste Italiane per disservizi e assenza di Postamat, lunedì manifestazione dell'ANCI a Monfalcone. I disservizi agli sportelli delle poste, con lunghe code al freddo, carenza di sportelli ATM e orari ridotti in tempo di pandemia, hanno portato una trentina di sindaci della regione a protestare a Udine alla sede dell'ANCI e la stessa Associazione dei Comuni invita i primi cittadini a manifestare lunedì a Monfalcone. Giovanni Taormina. Sono esasperati da un dialogo sterile, stanchi di vedere i propri cittadini per ore in fila sotto la pioggia e la neve, stufi di sportelli automatici promessi ma mai installati ed infine della riduzione dell'orario di apertura in piena pandemia. Sono i primi cittadini del Friuli Venezia Giulia che protestano contro le inadempienze e i disservizi di Poste Italiane aumentati durante il periodo della pandemia e lo fanno nel corso di un incontro presso la sede dell'ANCI con a fianco la Regione per lanciare un appello. Problematiche e criticità che hanno spinto ANCI Friuli Venezia Giulia, dicono, ad aprire un tavolo di confronto con Poste Italiane già all'inizio dello scorso anno. Oggi noi siamo qui a fare un appello a Poste perché veramente si metta al lavoro per risolvere queste criticità che rileviamo ogni giorno in tutti i territori del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto molto ascolto, molta interlocuzione, cortesia, però di interventi veri e propri ne abbiamo avuti soltanto a spot. Dopo un anno di incontri con i dirigenti di Poste Italiane in cui si sono raggiunti pochi degli obiettivi prefissati, ANCI Friuli Venezia Giulia invita i sindaci di tutta la regione a far sentire la propria voce lunedì 15 febbraio a Monfalcone davanti alle poste alle ore 17.